Ha preso il via la 61esima edizione del Torneo delle Regioni 2025. Infatti questo sabato ci sono gli appuntamenti più rilevanti nel panorama del calcistico dilettantistico italiano. Il Torneo delle Regioni infatti non si limiterà alla sola dimensione sportiva, ma rappresenterà anche un'importante occasione per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia stessa, mettendo in risalto le sue bellezze monumentali e archeologiche. Dunque si inizia nella provincia di Agrigento allo stadio Liotta di Licata che vedrà in campo Bolzano e Veneto. Le due rappresentative saranno in campo alle ore 9.30 con la categoria Under 15, alle 11.30 con la categoria Under 17, mentre alle ore 14.30 ci sarà il torneo femminile Under 23, mentre alle 17 invece ci sarà la categoria Under 19. Ma vediamo un po' il lunedì prossimo, 14 aprile, cosa ci riserva. Si giocherà allo stadio Brucoleri di Favara e saranno coinvolte Trento e Bolzano. Alle ore 9.30 inizio della gara categoria Under 15, 11.30 categoria Under 17, mentre alle 17 si giocherà l'Under 19. Contemporaneamente, sempre lunedì però allo stadio Russo di Aragona, verranno contrapposte Veneto e Friuli. Inizieranno alle 9.30 la categoria Under 15, poi inizio gara categoria Under 17, mentre alle 17 si giocherà la categoria Under 19. Ma ora al nostro microfono ascoltiamo il presidente onorario regionale Santino Lopresti. Sì, finalmente ecco perché tu prepari, ma fino a quando poi non provi, ecco, non vai sul campo come suole dire, non ne puoi renderti conto di quali sono poi i problemi veri che possono nascere da un momento all'altro. Abbiamo fatto una riunione con tutti i rappresentanti delle società che sono del girone B, che sono destinate in questa provincia, quindi abbiamo quello di Trento, Bolzano e Veneto, mentre la Friuli Venezia Giulia è accolta, diciamo, avrà come punto di riferimento l'Hotel Federico di Enna, mentre qui l'Hotel dei Pini ospiterà queste tre regioni. Si parte come dire, mai come questa volta si può parlare veramente di un sud che accoglie un nord, parliamo dell'estrema parte d'Italia, del nord Italia, il nord-est, quindi delle 4 regioni, diciamo, venete, quindi il Veneto, Friuli, come dicevo, Trento e Bolzano, che accoglie Agrigento, che è, diciamo, una provincia molto, molto a sud. Noi è chiaro che la nostra ospitalità, il nostro calore già loro lo hanno apprezzato e hanno visto sin dall'inizio, ma non solo, ma anche i luoghi, i posti. Poi siamo stati fortunati perché in questi giorni abbiamo un sole bellissimo e quindi, come dire, tutto sta andando per il verso giusto. Da domani si parte, domani quindi avremo già degli impegni importanti nella zona di Calascibette, nella zona di Licata, e quindi domani cominciamo veramente a provare il tutto. Parliamo di 300 ragazzi qui e di 100 a Enna, e quindi vuol dire che in questi 4 giorni 1200 presenze, quindi ecco un impegno notevole, e quindi il presidente Morgana, io stesso, ma tutti, diciamo, i delegati provinciali, i componenti delle delegazioni provinciali stanno mettendo il massimo dell'impegno perché tutto possa riuscire nel migliore dei modi.